Denunciati 7 giovanissimi che il 18 agosto avevano minacciato, picchiato e derubato un ambulante in piazza Santa Maria dei Battuti. Conte chiede al ministro dell'Interno più agenti e nel pomeriggio l'incontro con i cittadini di piazza Pio X. Rai dei ladri a Vittorio Veneto, tra le abitazioni visitate anche quella della sindaca Mirella Balliana. Ero in casa con mia mamma, non ci siamo accorti di nulla, racconta. Nella Marca, nuovo avvistamento del lupo che per la prima volta si è spinto fino a San Polo di Piave, dove si è avvicinato a un agricoltore. Domani il vertice in prefettura Treviso. Picchia la fidanzata in auto, le ruba le vetture e le chiavi di casa, si nasconde nell'abitazione della donna, 33enne arrestato dai carabinieri a Cavaso del Tomba. Si era finto nullatenente, aveva chiesto il patrocinio gratuito allo Stato per una causa, ma la Guardia di Finanza lo ha smascherato, aveva incassato 300.000 euro frutto di truffe online. Ecco vandali scatenati in questi giorni da Pederobba a Castelfranco, ma le telecamere incastrano i responsabili sanzionati con maximulte. Dopo le ultime dichiarazioni di Tajani a Verona, all'ultimatum della Lega, Forza Italia ci dica se sta con noi o con PD e 5 Stelle attacca Villanova, replica Tosi, la Lega sbaglia strategia con l'autonomia. Un'asta di beneficenza a favore dei centri antiviolenza partita oggi dalla pagina Facebook del Benetton Rugby, in palio le 15 maglie rosa usate della squadra lo scorso dicembre. Ultimi preparativi al Lido di Venezia per l'81esima mostra del cinema, da Jenna Ortega a George Clooney, i divi in arrivo, 21 film in concorso, 5 italiani alla caccia del Leone d'Oro. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque si apre con la cronaca perché sono stati denunciati i 7 giovanissimi ragazzi e ragazze che avevano minacciato con un coltello, picchiato e rapinato un ambulante. Un venditore ambulante di fiori in piazza Santa Maria dei Battuti. Era accaduto il 18 agosto scorso, appunto nel pieno centro di Treviso, individuata la baby gang dalla polizia. Venditore ambulante di fiori aggredito, preso a botte, minacciato con un coltello e derubato da un gruppo di giovanissimi, 4 ragazzi e 3 ragazze. È accaduto nella tarda serata di domenica 18 agosto, ma l'episodio è emerso solo nelle ultime ore, quando la polizia è riuscita ad identificare e denunciare i baby rapinatori. Per il venditore di rose, un cittadino bengalese di 48 anni, sono stati attimi di terrore. L'uomo, che stava facendo il consueto giro serale per vendere i fiori nella centralissima piazza Santa Maria dei Battuti, è stato avvicinato dai ragazzi davanti alla Bottega 24, il negozio sempre aperto con i distributori automatici di bibite e snack. Il 48enne forse pensava che qualcuno di loro volesse regalare un fiore alla fidanzatina, ma le intenzioni dei giovanissimi erano ben diverse. L'uomo è stato prima derubato dei fiori, poi di fronte ad una sua reazione è stato preso a calci e pugni dal branco. È spuntato pure un coltello con il quale i ragazzi l'hanno minacciato, rapinandolo dei soldi che aveva con sé, circa 150 euro. È stato lo stesso bengalese a chiamare la polizia. La volante è giunta sul posto. Poco dopo le successive indagini hanno consentito di arrivare all'identificazione dei componenti del branco. 7 giovani tra i 15 e i 18 anni, 4 maschi e 3 ragazze, che hanno pure loro partecipato al pestaggio. Tutti e 7 sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso. Un episodio molto grave per modalità ed età dei protagonisti, avvenuto in piazza Santa Maria dei Battuti, dove proprio la notte tra sabato e domenica scorsa i 2 ladri recidivi, già accusati tra gli altri dei furti alle papere, al ristorante del Panatta Racket Club, alla Spiga d'Oro, hanno tentato nuovamente di rubare anche la Bottega 24 e torna la preoccupazione tra gli esercenti della zona dopo un periodo di relativa calma. Sono ragazzini imprevedibili che non hanno regole e quindi hai certo che soprattutto la sera, quando inizia a esserci magari un po' meno movimento, non sai mai come si comportano. 7 anni che ho avuto l'attività, la piazza è molto migliorata rispetto all'inizio. Ovviamente c'è ancora qualche episodio, ma come anche in tutto il resto della città mi sembra di sentire. Poi c'è una situazione generale a livello di società da mettere a posto, secondo me, a livello di genitori, figli, professori, polizia, cioè c'è un problema più sociale che di ragazzini. E intanto questa mattina il sindaco Conte in diretta ce l'ha anche raccontato, ha fatto sapere di aver chiesto un rinforzo di organico direttamente al ministro dell'Interno Piantedosi con una lettera al governo, e poi nel pomeriggio si è recato in piazza Pio X, come era
stabilito per incontrare i cittadini, residenti e commercianti del quartiere, con al centro la questione sicurezza nel quadrante appunto di Piazza Pio X. L'appello che farò proprio nelle prossime ore, scriverò al Ministro degli Interni per chiedere un rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, perché per far fronte a queste situazioni servono progetti sociali per prevenirli, però poi bisogna anche intervenire nel momento in cui compiono questi reati, e quindi ringrazio le forze dell'ordine e teniamo alta l'attenzione. Rinforzi negli organici di polizia e carabinieri e certezza della pena per chi delinque e viene preso. Il sindaco Conte si rivolgerà al governo per chiedere aiuto nel fronteggiare alcune situazioni che allarmano la popolazione. Sindaco che nel pomeriggio ha incontrato residenti e commercianti di Piazza Pio X che lamentano situazioni di degrado e criminalità. Gli ho chiesto più sicurezza, la prima cosa, di avere le luci, perché se non ci sono io delle volte le luci non sono accese e tutti quanti alla via abbiamo un po' paura, perché c'è della gente che passa davanti che non è che sia tanto piacevole. Maria Rossetto dell'Osteria Alloro è stata anche derubata all'interno della sua attività. Io ero dentro che sono entrati e mi hanno portato via l'incasso, poi mi hanno portato via il portafoglio, il telefono, 2 telefoni e un portafoglio, e mi hanno scassinato tutta la porta di vetro. Il sindaco ha ascoltato le richieste e le proposte avanzate dai cittadini per questo quadrante della città. Contenta di questo incontro? Mi sarò contenta dopo. No, adesso sì dell'incontro perché sei gentilissimo, però dovremmo vedere cosa che venirà fatto, perché è luci, c'è quasi buio pesto di notte. Per me sono tutte faluche, cioè tutte promesse che non vengono poi mantenute, perché sono arrivato a 81 anni passati, promesse. Mi voglio fare un bene amati al sindaco, perché mi piace, però sono tutte cose che non possono arrivare, cioè non andrà in porto subito. È stato un incontro, direi, ricco di condivisione, un momento di partecipazione attiva, veramente molto molto bello, molto gradito dai residenti che da tanto tempo aspettavano un confronto con il sindaco, e con noi ci auspichiamo, ci auguriamo che non sia l'ultimo. È giusto che ci sia questo rapporto diretto con i cittadini, e credo che gli interventi che stanno arrivando dall'ex EC a Palazzo Moretti, il rifacimento di Viale Cesare Battisti, così come tutta una serie di piccoli interventi che si possono fare anche, che nascono proprio da degli spunti che ci hanno detto loro, compreso l'installazione delle telecamere, possa aiutare a far tornare la serenità in questo quadrante di città. Però devo dire che ho trovato dei cittadini ovviamente preoccupati sotto certi punti di vista, ma assolutamente collaborativi. Sindaci, si dice spesso, in prima linea, a volte anche non solo metaforicamente, soprattutto se, come nel caso di Vittorio Veneto, della sindaca di Vittorio Veneto, sono essi stessi vittime di ladri. Purtroppo questa volta i ladri sono entrati a casa mia, e con la casa che condivido con mia mamma che ha 87 anni. Professionisti del furto in casa del sindaco di Vittorio Veneto. Una banda specializzata, secondo le prime indagini dei carabinieri, per l'estrema silenziosità con cui hanno portato avanti l'azione. Sabato sera eravamo in cucina, lei stava guardando la TV, io stavo lavorando al mio PC, abbiamo sentito i cani dei vicini abbaiare, siamo anche scesi in giardino per controllare se era tutto a posto, poi vista la situazione tranquilla siamo rientrati. Purtroppo alle 11:30, quando siamo saliti nel piano superiore a dormire, ci siamo accorti che i cassetti del comò erano aperti, e quindi abbiamo realizzato che i ladri erano entrati. Fortunatamente da noi hanno preso pochissime cose, qualche collana un po' con valore affettivo. Nessuna forzatura di infissi, altro segno distintivo di questa banda che, approfittando dei vicini ingressi autostradali, pianifica questi furti a macchia di leopardo tra le province di Treviso e Pordenone. Bottino più che ingente nell'abitazione invece confinante. Dai vicini sottostante, l'appartamento sottostante, sono rimasti parecchio tempo e hanno prelevato parecchi valori e anche dei soldi in contanti. In 40 anni non era mai successo che entrassero i ladri anche nella nostra zona, questa volta è toccato anche a noi, e questo ci deve un po' far riflettere. In tal senso oggi il sindaco ha incontrato il comandante di zona dei Carabinieri per fare il punto della situazione su personale, tecnologie e attività di prevenzione con i cittadini. I suggerimenti sono quelli di implementare i meccanismi di videosorveglianza che, ripeto, tutti i comuni del mandamento del Vittoriese stanno attuando, partendo da Vittorio Veneto ma anche nelle zone di Cappella, Fregona e Sarmede e Cordignano,
E poi la seconda cosa è aumentare il corpo, gli agenti di polizia locale per quello che si serve, anche perché loro possono presidiare il territorio. Il controllo del vicinato, che se vogliamo è il nostro vecchio modo di vivere degli anni dei nostri nonni, no? Quello di continuare a scambiarci informazioni tra vicini qualora si ravvede la presenza di situazioni particolari, di persone particolari o sconosciute che si aggirano nei pressi delle abitazioni. È importante avvisare subito le forze dell'ordine. E in tema di sicurezza, restando a Vittorio Veneto, è da segnalare che dopo il servizio di Antenna 3 della scorsa settimana, lo ricorderete, quello relativo al concorso per i vigili, la ricerca di vigili senza limiti d'età, sono già 50 gli iscritti al concorso per 3 posti di agente di polizia locale indetto dal Comune. A comunicarlo con soddisfazione la sindaca Baliana, sottolineando come la scelta di eliminare i limiti di età per poter partecipare alla selezione, accompagnato anche da un'ampia diffusione della comunicazione, abbia fatto giungere al Comune richieste non solo dal Vittoriese o dalla Marca, ma pensate da tutte le province venete e anche dal vicino Friuli Venezia Giulia. Restiamo in Comune Vittorio Veneto, il comune che è stato colpito in queste ore dal lutto per la morte di Alessandro Sarri. Lo raccontavamo ieri, il dirigente comunale morto dopo settimane di agonia a soli 50 anni dopo un malore in bicicletta. Mercoledì mattina i funerali a Mansuè. Era capitata 15 giorni fa, ma sempre speravamo che ci fosse una soluzione, che ci potesse essere un ritorno tra di noi, e invece purtroppo la notizia di questi giorni è davvero tragica per noi. Saranno celebrati mercoledì 28 agosto alle 10 nella chiesa di Mansuè i funerali di Alessandro Sarri, il dirigente dell'ufficio tributi del comune di Vittorio Veneto, morto sabato all'età di 50 anni dopo 2 settimane di agonia per essere stato colpito da un infarto mentre era in gita in bicicletta lungo le strade del Friuli. Una persona speciale, lo definiscono tutti coloro che hanno avuto modo di incontrarlo, a partire dal sindaco Mirella Baliana, ma anche dal suo predecessore Antonio Miatto, che l'aveva assunto dopo il regolare concorso nel 2023. Preciso ma non puntiglioso, dialogante con tutti, con l'attuale sindaco stava predisponendo l'apertura di un ufficio Europa per poter intercettare i bandi di Bruxelles utili per Vittorio Veneto. Era nato a Mansuè, aveva studiato all'Università di Udine dove si era laureato. Oltre a dirigere il settore economico-finanziario del comune, era anche coordinatore dell'area finanziaria del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. Aveva lavorato anche a Mansuè, Oderzo, Azzano X e Tarzo. Era stato collaboratore delle IPAB di Oderzo e Vazzola. Non un funzionario qualsiasi quindi, ma una persona innamorata del suo lavoro che ultimamente voleva dire far quadrare i conti nel bilancio comunale di Vittorio Veneto. Una persona professionalmente molto capace e anche molto disponibile. Quello che vorrei sottolineare, che è una cosa proprio che mi sta a cuore, è proprio il tratto umano della persona. Era una persona sempre disponibile, sempre sorridente, ti dava sempre una risposta, ti ascoltava, e poi insomma voglio ricordare il dottor Alessandro Sarri in questo modo. Amava lo sport, i viaggi all'estero, l'arrampicata, la pallavolo, ma soprattutto la bicicletta che utilizzava spesso per dei tour lungo le ciclovie friulane, dove 2 settimane fa il suo cuore non ha retto e pur ripartendo ha causato danni fisici irreparabili che l'hanno portato alla morte. Alessandro Sarri lascia la mamma Elsa, la sorella Scilla e i nipoti Davide e Mattia che tanto amava. Ancora la cronaca, la violenza sulle donne, picchia la fidanzata e le ruba auto e soldi. 33enne dominicano arrestato dai carabinieri. L'uomo aveva precedenti per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. Litiga con la fidanzata 24enne mentre sono in auto, la colpisce con un pugno e poi le ruba la vettura con dentro le chiavi di casa e 1.000 euro. Con la macchina va nell'abitazione della ragazza a Cavaso del Tomba e si chiude dentro. 33enne dominicano arrestato dai carabinieri di Pederobba, che nel frattempo erano stati allertati dalla giovane. Le accuse sono di percosse, violenza privata, violazione di domicilio e furto. L'uomo aveva precedenti per delitti contro la persona ed in materia di armi ed era sottoposto all'obbligo di firma giornaliero per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie che vive in un'altra provincia. Ora il 33enne è in carcere a Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria.
E paura poco dopo le 13 in via Gorghesana a Maser, dove una donna di 57 anni colta da un malore al volante della sua 500 ha perso il controllo della vettura. Come vedete in questa immagine emblematica, la vettura è sbandata e si è ribaltata su se stessa senza fortunatamente coinvolgere altri veicoli. La donna è stata trasportata in ospedale a Montebelluna, fortunatamente con lievi contusioni. Sul posto i carabinieri di Crocetta del Montello per i rilievi. Domani il vertice atteso in prefettura a Treviso con i sindaci per parlare del lupo del Piave, o forse dei lupi del Piave. Intanto un nuovo avvistamento, questa volta a San Polo. L'animale si è avvicinato a un agricoltore e ha scattato subito l'allarme. L'agricoltore era in mezzo delle operazioni culturali nel proprio campo e questo esemplare gli ha girato attorno al mezzo agricolo, andando anche un po' ad annusare nella zona dei piedi, ecco, dell'agricoltore. Poi ha preso e se n'è andato. L'ultimo incontro ravvicinato di prima mattina tra Guizza e San Giorgio a San Polo di Piave, con il comune che subito ha diramato un'allerta attraverso i propri canali. L'animale si è allontanato in autonomia e l'agricoltore poi è venuto subito ad avvisare di quanto era accaduto e da lì sono state avvisate le forze dell'ordine e la polizia provinciale. Per San Polo si tratta del primo passaggio documentato del lupo, anche questo non un dettaglio. L'esemplare apparso in buono stato non sarebbe quello zoppo, per intenderci. Il primo avvistamento a San Polo di Piave, nei giorni scorsi si erano sentiti avvistamenti nelle aree limitrofe tra Stabiuzzo di Cimadolmo e Roncadelle di Ormelle. Questa è la prima volta che esce, tra virgolette, un po' dalla zona golenale ed entra verso la parte più residenziale. Intanto c'è attesa per l'incontro promosso in prefettura e richiesto dal comune di Spresiano, territorio dove negli ultimi giorni si è registrata anche l'aggressione ai danni di un cagnolino nel giardino di una casa. Sullo sfondo le sperimentazioni avviate nel Bellunese e la scorsa settimana in alcuni comuni del Vicentino, con la possibilità di allontanare i lupi mediante pallini di gomma. Si tratta di capire se nella Marca, in particolare lungo il Piave, si farà altrettanto. Allo stato attuale non è ancora chiaro quanti siano gli esemplari in giro, se 1, 2 o più. Di certo i sindaci chiedono una soluzione unitaria. Attualmente il lupo a livello europeo ha un grado di protezione pressoché totale. È chiaro che però quando la situazione diventa preoccupante ai limiti del pericolo, anzi pericolosa, bisogna intervenire. Allora sono d'accordo, va tolto questo grado di protezione, che questo non deve significare, attenzione perché lo vogliamo chiarire, perché poi si vedono i commenti sui social, no? Gli estremisti in un modo o nell'altro. Questo non significa che tutti si devono armare e partire alla caccia dei lupi. No, significa che è una specie che va gestita e possiamo gestirla noi che abbiamo il problema in casa, questo è. Allora domani vi racconteremo cosa emerge da questo vertice. Ancora la cronaca, Serafinto nullatenente aveva chiesto il patrocinio gratuito allo Stato per una causa. Peccato che avesse, chiamiamolo così, un tesoretto di 300.000 euro provento di truffe e raggiri. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto che ha dichiarato di aver percepito per l'anno d'imposta 2022 11.000 euro aveva in realtà ottenuto proventi illeciti per circa 300.000 euro. Un cinquantenne residente nel Trevigiano, già indagato per truffa, estorsione e lesioni personali, aveva addirittura chiesto il patrocinio gratuito e presentato quindi in tribunale a Treviso un'istanza di difesa a spese dello Stato. Ma in realtà nel solo 2022 aveva percepito 300.000 euro di proventi frutto di attività illecite e truffaldine. Una falsa dichiarazione che gli si è ritorta contro grazie al lavoro della Guardia di Finanza, che ha smascherato il colpevole, che aveva colpito nelle province di Arezzo, Caserta, Salerno, Venezia, Verona e Vicenza. Come aveva guadagnato quel denaro? Promettendo attraverso piattaforme di annunci online la vendita di autovetture di cui non aveva la disponibilità e ottenendo quindi indebiti vantaggi patrimoniali. L'uomo è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica. E dovrà rispondere di un reato grave punito con la reclusione da 1 fino a
a 5 anni e con la multa da circa 300 euro a 1500 euro. Un controllo importante questo per la Guardia di Finanza, perché dà atto della presenza dell'assiduità dei controlli della Guardia di Finanza nel settore delle prestazioni sociali, affinché le stesse vengano ottenute esclusivamente dalle persone non abbienti che ne hanno diritto. Dal furbetto delle truffe ai furbetti dei rifiuti, chiamiamoli così, ma sarebbe meglio chiamarli vandali scatenati in questi ultimi giorni da Pederobba e Castelfranco, ma tutti incastrati dalle telecamere. Isole ecologiche comunali di Pederobba ancora una volta prese di mira dagli ecovandali, uno in particolare individuato dalla vigilanza ambientale del Consiglio di Bacino Priula. Grazie all'utilizzo di impianti di videosorveglianza mobile e alla collaborazione con Polizia Locale e Comune è stato infatti stanato nuovamente il responsabile degli abbandoni nei pressi della struttura di Via delle Cente, già bersaglio di episodi di questo tipo scoperti e sanzionati a marzo e a giugno. Le telecamere mobili hanno permesso di evidenziare che a compiere gli illeciti era sempre la stessa persona. In più occasioni lo si vedeva infatti raggiungere con il proprio veicolo l'isola comunale e disfarsi di vari rifiuti abbandonandoli all'esterno della struttura. Le ricerche si sono dunque concentrate sul veicolo che compariva nelle riprese e che è risultato essere soggetto a fermo amministrativo. In questo modo è stato possibile risalire al responsabile degli abbandoni. I rifiuti provenivano da una famiglia del comune di Vidor. La vigilanza ambientale ha già provveduto a comminare una sanzione e le forze di polizia locale stanno tuttavia valutando ulteriori interventi, considerato che il comportamento illecito è recidivo e che il soggetto si spostava con un mezzo che non poteva essere utilizzato. Ma non è finita. Ecovandali scatenati anche a Castelfranco, con numerosi episodi in questi giorni e tutti in centro. Una catasta di rifiuti apparsa in piazzetta Fusinato, un divano letto e un tavolino nel bel mezzo del parcheggio della stazione ferroviaria e poi immondizie lasciate in Borgo Vicenza e nel parcheggio dell'Ipsia, dove numerosi cittadini hanno approfittato dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti post-alluvione per lasciare i rifiuti delle proprie utenze. Il caso più eclatante è quello di uno svuotacantine che, dietro compenso, aveva liberato interamente un appartamento di un cittadino cinese in zona Bella Venezia dopo l'esondazione. Per ogni atto è stato individuato il responsabile e sono scattate pesanti sanzioni. Insomma, il discorso è chiaro e quindi si possono fare queste azioni, ma non c'è molto scampo. Ci sono telecamere, ci sono fototrappole che inquadrano le azioni degli ecovandali e quindi si va incontro automaticamente a queste multe, queste sanzioni. Adesso noi andiamo velocemente in pubblicità, poi siamo di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso, c'è la politica, le scintille tra Lega e Forza Italia all'indomani della visita a Verona del ministro Tajani, numero uno degli azzurri, terreno di scontro lo Ius Schole e l'autonomia. Forza Italia dica da che parte sta, tuona Alberto Villanova, risponde Flavio Tosi sull'autonomia, la Lega sbaglia strategia e poi c'è una provocazione su che fine abbia fatto Forza Nord. La corrente di Forza Italia che si chiama Forza Nord che fine farà? Perché visto che è stata creata questa corrente apposta per portare avanti quelle che sono le istanze del Nord Italia, vedendo che c'è Tajani che continua a frenare, penso abbiano staccato veramente la corrente a Forza Nord. È un interrogativo che sa di provocazione quello che il capogruppo della Lega in Consiglio regionale si pone all'indomani della visita del ministro Tajani a Verona per il maxi raduno degli scout. Vigiliamo sulla riforma Calderoli, ha detto ai giornalisti Tajani, rilanciando il tema dello Ius Schole e confermando Flavio Tosi in rampa di lancio come candidato forzista per il dopo Zaia, per i leghisti decisamente troppo. Invece di pensare ai diritti dei veneti, il diritto supremo che è quello dell'autonomia, stanno pensando a dare la cittadinanza più facilmente agli stranieri oppure si stanno avventurando in altre questioni che hanno più a che vedere magari col PD o col 5 Stelle rispetto a quelle che è la linea di governo del centrodestra. Ma il cahier de doléances leghista si allunga giorno dopo giorno. Se poi ci aggiungiamo anche gli attacchi più o meno quotidiani che arrivano da Tosi, da Forza Italia Veneto nei confronti di Zaia, della nostra maggioranza,
dove hanno dichiarato che non voteranno il bilancio per quello che riguarda la questione dell'IRAP. Allora, mettendo assieme tutti questi puntini, sinceramente la situazione diventa alquanto dubbiosa. Per quello ho chiesto solo chiarezza: da che parte sta Forza Italia? Risponde a strettissimo giro lo stesso Tosi, e non sono carezze. Detto dalla Lega, che ha governato 3 anni su 5 nell'ultima legislatura con i grillini e sull'autonomia non ha fatto nulla, nonostante avesse mezzo governo a disposizione. Noi siamo al governo da 2 anni poco più, e con l'aiuto di Fratelli d'Italia e della Lega siamo appunto riusciti a portare a casa il provvedimento sull'autonomia, votandolo tutti unanimemente senza fare emendamenti. Nessuna forza di centrodestra ha fatto emendamenti, quindi la polemica di Villanova è polemica sterile e strumentale, perché non si basa sui fatti. Insomma, nessuna lezione sull'autonomia, anzi è la strategia della Lega in materia anche di referendum che rischia di diventare un boomerang. Se tu spaventi l'elettorato del Sud, rischi che il referendum passi, quindi bisognerebbe essere più pragmatici, più seri, più tranquilli e pacati, in modo tale che il referendum non passi. Se invece la fai diventare una battaglia nordista, rischi che poi il Sud ti bocci la riforma, ma il Sud trasversalmente, elettorato della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, del PD, dei 5 Stelle, perché l'errore da non fare è contrapporre il Nord al Sud. Quanto al progetto Forza Nord, lanciato nei mesi scorsi in Casa Azzurra, l'attività riprenderà a breve con incontri e convegni, anzi scatta altrettanto provocatoriamente l'invito. Il progetto Forza Nord non è un problema di Villanova, sono fatti nostri e va avanti. Se Villanova vuole aderire o dare una mano, visto che se ne interessa, ben volentieri. Vedremo se sarà raccolto questo appello. Intanto, restando in casa Lega, c'è da registrare anche un po' il dibattito interno sulla questione Vannacci, sul generale Vannacci e il movimento del generale Vannacci, che diventerà un partito, e dopo le polemiche, l'abbiamo parlato a lungo in questi giorni, innescate dall'intervento di Marzio Favero in diretta a Focus qualche sera fa, arriva anche un messaggio chiaro proprio diretto a Favero da Giuseppe Paolin. Lui si lamenta del generale, però non vedo entusiasmo da parte dei nostri alleati, quindi noi ci dobbiamo concentrare sulle battaglie che ci siamo prefissati, una su tutte è l'autonomia. Caro Marzio, guardati più da Forza Italia che da Vannacci, sembra dire Giuseppe Paolin all'indirizzo del consigliere regionale ed ex sindaco di Montebelluna, perché gli azzurri sono nostri alleati, ma sull'autonomia e altri temi non sembrano percorrere la stessa strada. Il segretario organizzativo regionale del Carroccio torna sulla polemica di questi giorni tra Favero e il movimento del generale, in procinto di diventare partito. Attacco frontale in diretta a Focus che ha provocato malumore tra le alte sfere legate a Vannacci e forse qualcuno anche tra i vertici del Carroccio attenti agli equilibri tra Via Bellerio, con Salvini che non arretra di un passo sulla partnership con il generale, e il Veneto. Di qui la frecciata a Favero. Mi sarei aspettato di sentire le sue critiche legittime e costruttive, magari al congresso provinciale o al congresso regionale, piuttosto che sulle pagine dei giornali e sulle TV. Tranquillizzo Marzio sulla candidatura del generale che, come lui sa, essendo una figura istituzionale del movimento, fa parte di una strategia funzionale ai nostri obiettivi che non sono cambiati. Tra l'altro premiata dal consenso degli elettori. Insomma, diritto di critica sì, ma nei modi e nei luoghi deputati a questo. E sul futuro del partito di Vannacci, Paolin è scettico. L'azione ha tutte le parvenze di andare alla ricerca, sì, di coprire uno spazio che non c'è, però a mio avviso questo movimento è tutto da pensare e non vedo, ho sentito anche le dichiarazioni del generale, non vedo lui protagonista su questo, vedo piuttosto un'azione che va a cercare di ricoprire uno spazio, visto il successo che ha avuto la sua candidatura. Credo che le cose si stempereranno e non ci sarà nulla di tutto questo. Le incertezze della politica, dalle incertezze della politica a una grande certezza, e siamo allo sport con il Benetton Rugby pronto per prepararsi al meglio a un'altra grande stagione. C'era stata la partenza oggi per il ritiro di Calalzo, intanto è stata lanciata un'asta di beneficenza a favore dei centri antiviolenza. Una raccolta fondi da destinare in beneficenza per placcare la violenza di genere e fare un gesto per aiutare le donne in difficoltà.
Il Benetton Rugby ha iniziato l'avvio di un'asta di beneficenza sulla propria pagina Facebook, dove mette in palio per i propri tifosi le 15 maglie rosa di gioco indossate dai leoni scesi in campo durante la gara di Challenge Cup contro Perpignan lo scorso 16 dicembre 2023. L'offerta minima per aggiudicarsi ciascuna maglia partirà da €80. Ogni giorno una maglia per i prossimi 15 giorni. L'avvio è con quella numero 1 di Mirko Spagnolo. È doveroso fare questo tipo di iniziative perché questi comportamenti, queste situazioni che ogni giorno si sentono sulla violenza delle donne, credo che fa parte di una maleducazione comportamentale innanzitutto, ma certamente di non fare questo tipo di azione nei confronti soprattutto appunto delle donne. I relativi proventi dell'asta di beneficenza saranno destinati alla Casa Rifugio Luna e ai 5 centri antiviolenza della provincia di Treviso. Il progetto vede coinvolti anche il Comune, il Consorzio di tutela DOC del Prosecco e Hit Pink Opas, in una sinergia volta a ribadire l'impegno deciso nel combattere ed eliminare ogni forma di sopruso che colpisce le donne in tutto il mondo. Lo sport, come anche tante altre iniziative, ha il dovere, diciamo, di contribuire, di dare questo tipo di messaggio e di cercare di trovare o di scovare eventualmente certi comportamenti che certi uomini e ragazzi possono pensare di avere nei confronti delle donne. Lo sport deve avere questo tipo di messaggio, deve avere questo tipo di compito di cercare di sensibilizzare al massimo quelle persone che possono essere borderline. Intanto i leoni sono partiti per il consueto ritiro di Calalzo, nel cuore delle Dolomiti Cadorine, per la 7ª stagione di seguito e faranno ritorno a Treviso il 30 agosto. L'esordio in campionato è previsto il 21 settembre a Monigo contro i gallesi dello Scarlets. Prima di andare a Belluno, un salto veloce con il nostro Lorenzo Maira alla Lido di Venezia, dove è quasi tutto pronto ormai per l'apertura della mostra del cinema. L'apertura ufficiale è 28 sera al Lido. 21 film nel concorso principale di Venezia 81, tra cui anche 5 titoli italiani in corsa per il Leone d'Oro, il premio più ambito, 83 film che fanno parte della selezione ufficiale e poi 5 serie TV e 17 cortometraggi. Sono alcuni dei numeri più significativi dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La cittadella è ancora un cantiere in alto mare, ma mercoledì sera, per magia o per incanto, funziona sempre tutto quanto, è il detto benaugurante di Luca Prader, oltre 40 mostre del cinema alle spalle. Chi conosce a memoria il rito dei preparativi è la famiglia Saonel, custode del Palazzo del Cinema. Monitoriamo lo stato dei palazzi che dal 2001 sono diventati 2, prima era il Palazzo del Cinema, adesso sono anche il Palazzo del Casino. Quindi un po' monitoriamo i problemi che vengono a presentare queste 2 strutture che sono abbastanza vecchie, una del 37 e l'altra del 38. Domani sera ci sarà già la preapertura con l'Oro di Napoli, anche con la possibile presenza in sala del ministro dei beni culturali Gennaro San Giuliano. Essere guardiani del palazzo è un'arte che Roberto ha ricevuto dal papà e trasmesso a sua volta ai propri figli, Giulio e Luca. Ci siamo nati comunque qua dentro, quindi è una cosa che viene comunque dalla famiglia, quindi è una cosa che viene dalla famiglia. È importante, si porta avanti, è una tradizione, si sta bene qua durante l'anno, lavoriamo e il cinema mi è sempre piaciuto, è una bella occasione anche per conoscere tante persone, per avere un confronto con tante persone internazionali. Voi abitate proprio qui dentro il palazzo? Sì. Quindi in questi giorni avete bisogno del pass per andare a casa? Assolutamente più sì. Più che altro per uscire di casa. E poi abbiamo anche avuto nella storia e adesso delle donne dietro, mia mamma e la loro mamma, che ci supportano. Ciao Alberto. Ciao Alberto, ti aspetto per l'abbraccio iniziale dopodomani. Solo dopo questo abbraccio, Venezia 81 potrà finalmente avere inizio. E dove lo racconteremo giorno per giorno anche con i collegamenti da Lido di Venezia con il nostro Lorenzo Maira. Adesso andiamo invece nel Bellunese.
Iniziamo con le operazioni di spegnimento con uomini e mezzi in azione in Val Fogarè per un incendio di grosse dimensioni che si è sviluppato nella zona dei Monti del Sole in comune di Sedico nel pomeriggio. A darne notizie è stato l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno interessato una vasta porzione di bosco, come vedete nell'immagine, ancora difficile da quantificare. È stato attivato l'elicottero della protezione civile ed è stato chiesto anche l'intervento del Canadair. Fortunatamente incendio sotto controllo, permangono dei fumaioli all'interno del bruciato. Domani mattina ci sarà una bonifica con l'elicottero. Adesso appunto in questi minuti c'è stata la termine delle operazioni, ma è un incendio che ovviamente ha destato molta preoccupazione in queste ore nel bellunese, a Sedico in particolare. E a proposito di montagna e di cambiamenti anche climatici, c'è un dato impressionante che riguarda la Marmolada, perché è stata un'altra estate terribile per la salute della Marmolada e del suo ghiacciaio. Pensate, da 52 giorni il termometro non va più sotto lo zero sulla cima del massiccio a cavallo tra Veneto e Trentino Alto Adige. L'ultimo dato con segno negativo, a meno 0,9 gradi, è stato osservato il 5 luglio scorso. I dati sono stati elaborati da Flavio Tolin, responsabile dell'associazione che ha strumenti di rilevazione e del progetto dolomitimeteo.it a Punta Penia. In alcune giornate la temperatura minima si è avvicinata alla soglia dello 0 gradi, senza però tuttavia scendere sotto. Con le previsioni di uno zero termico ancora superiore ai 4.000 metri di quota, osserva Tolin, è probabile che questa situazione di valori sopra lo zero, ovviamente anomala, prosegua anche nei prossimi 7-8 giorni. Sono dati peggiori, osservano gli esperti, dell'estate 2023, che aveva fatto registrare comunque dei dati inquietanti, ma non 52 giorni con un termometro che non va più sotto lo zero sulla appunto cima del massiccio della Marmolada, e quindi il problema enorme dei ghiacciai con tutte le conseguenze che si possono avere, anche molto molto gravi. Una notizia che è arrivata nel pomeriggio, anche se l'operazione è di questa mattina, perché i carabinieri della sezione radiomobili di Feltre hanno rinvenuto la statua della Madonna di Colla Menador, scomparsa qualche giorno addietro dal sito dove era stata collocata. Una segnalazione arrivata da un cittadino, quindi siamo nella zona di Feltre, mentre passeggiava nei pressi del cimitero di Nemeggio, frazione di Feltre. All'arrivo della pattuglia i militari hanno riconosciuto il manufatto di cui nei giorni scorsi avevano parlato un po' tutti, procedendo a verifiche per comparative. Prelevata e posta sotto sequestro per consentire lo sviluppo di ulteriori accertamenti, la statua sarà nel frattempo custodita dai carabinieri presso la compagnia di Feltre. La statua, che è intatta, come avete visto nelle immagini, non presenta segni di danneggiamento. È stata una vicenda, quella della statua rubata o addirittura rapita, di cui si è parlato a lungo in questi giorni e che presenta ancora comunque un giallo vero e proprio, nonostante il ritrovamento. Adesso con le indagini dei carabinieri forse si saprà qualcosa di più. Soltanto questa mattina il sentiment tra sindaco e la gente del paese era appunto anche non solo di sdegno, ma anche di tante domande. Sentite. Se fosse vero, se veramente è stato fatto questo atto qua, è deplorevole il discorso, anzi diciamo che non è mai successo nella zona qua, almeno nel nostro comune, atti vandalici simili verso immagini sacre. Se fosse vero, nutre dei dubbi il sindaco di La Valle Gordina Ezio Zuanelli in merito alla vicenda che nei giorni scorsi ha portato il paese di poco più di 1000 anime ai piedi del Passo Duran agli onori delle cronache, causa il presunto furto di una statua di bronzo raffigurante la Madonna. L'opera era stata posta, sembrerebbe, da alcuni volontari sulla cima di Colla Menadar, uno dei rilievi che dominano l'abitato, in occasione delle celebrazioni della festa della Madonna della Neve, salvo poi essere
essere trafugata nel giro di pochi giorni. Quello che in prima battuta poteva sembrare un atto vandalico si trasforma però in breve tempo in un gesto deliberato e addirittura rivendicato in un commento alla notizia divulgata dall'emittente radiofonica Radio Più. Tranquilli, la statua ce l'abbiamo noi, scrive Giovanni Manardi, profilo fasullo che posta assieme alle motivazioni dell'indebita appropriazione da ricercarsi nella volontà di mantenere pulita la montagna una foto della statua trafugata. La riconsegneremo tra qualche giorno in forma anonima alla chiosa del commento di Manardi, profilo che sarà eliminato dopo poche ore. Sulla vicenda aleggiano diverse ombre, sia su chi abbia posizionato la statua senza richiederne l'autorizzazione, sia sull'identità del presunto malfattore. L'amministrazione brancola nel buio. Né noi né io nell'amministrazione non sappiamo niente, la Proloco non sa niente, e il gruppo ambiente, che è quello che gira per i sentieri, è passato lassù diciamo una settimana prima della festa della Madonna, non c'era niente su quel prato là, qualcuno l'ha messa là, forse anche abusivamente, diciamo, perché se nessuno sa niente, però è sempre abusivamente, non abusivamente, è sempre un reato questo qua. Quello che è certo è che la vicenda ha scatenato il biasimo tra gli abitanti di La Valle Agordina, che non si capacitano di quanto accaduto. Non capisco questo gesto, lo trovo un po' ingiusto, ecco. Io spero tanto che venga anche restituita. Grandi uomini quello che hanno fatto il gesto, grandissimi uomini. Mi dispiace per le persone che hanno fatto, sì, che ha fatto per mettere la statua e dopo viene distrutta. Buttare via e portare via una cosa del genere non è sicuramente la cosa giusta. Rubare è sempre una cosa brutta, però rubare le cose sacre è sempre peggio. Non sono cose da fare, non sono cose da fare. Insomma, in questo chiamiamolo giallo, l'unica certezza è che è stata ritrovata, lo rivediamo come abbiamo detto prima, è stata ritrovata la statua della Madonna, rubata o rapita che fosse, è stata ritrovata questa mattina dai carabinieri nei pressi del cimitero di Nemeggio, frazione di Feltre, intatta senza avere danni, e chiaramente ora ci saranno delle indagini per capire chi l'avesse trafugata e per quale scopo. Nuovi aggiornamenti sul fronte della viabilità del Fadalto, dove resta il tema principale, quello delle risorse per nuove gallerie sulla Lemagna. Rischiamo di spaccare la regione in vista delle Olimpiadi, dice Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale ai trasporti. Io ho parlato con i tecnici, loro dicono che ci vorranno circa dalle 2 alle 3 settimane per ripristinare il senso unico alternato, quindi non l'apertura completa della strada, però ci stanno lavorando e stanno asportando l'ultima parte di materiale, dopodiché a monte hanno svuotato le vasche, quindi si potrà transitare magari fra 2 o 3 settimane, sempre tempo permettendo. Si aggiornano di fatto quotidianamente le previsioni di riapertura della statale 51 di Alemagna tra Vittorio Veneto e Alpago. Tanti sono i residenti e amministratori che guardano al cantiere dopo un'estate di chiusura e passione, ma quella emergenziale stavolta deve rimanere solo una fase. Però dopo ci vorranno altri interventi più sostanziosi, dove vai a costruire delle gallerie artificiali per risolvere il problema. Bisogna trovare le risorse, però vanno trovate, perché anche, io parlo sempre anche in funzione delle Olimpiadi o in funzione anche di quello che è il traffico sul bellunese tra la provincia di Belluno e la provincia di Treviso, noi dobbiamo creare e dare una sicurezza per l'utente, per chi viaggia su questa strada. Alemagna come tassello di una viabilità tutta da riscrivere anche in vista delle Olimpiadi. Abbiamo una regione spaccata in due, dove nel periodo proprio estivo, se questo succede durante le Olimpiadi su un periodo invernale, dobbiamo trovare la soluzione al problema, che sia una soluzione definitiva. L'alternativa è San Boldo, il Cansiglio, ma dove, o la Feltrina, come dicevi prima, però non sono alternative che possono essere usate per il trasporto delle merci. Da quello che ho capito i progetti ci sono già, quindi basta trovare finanziamento e potrebbero essere anche cantierabili. Quindi come provincia di Belluno voi batterete cassa? Chiaro che batteremo cassa. Il vostro destinatario ANAS? Il nostro destinatario è ANAS, quindi lavori pubblici, il Ministero dei Lavori Pubblici, bisogna trovarli. E con questo proposito si chiude questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e arrivederci.